Qual è la prima cosa che vorresti fare nell'appartamento? Vorrei fare un bel party invitando tutti gli amici del quartiere e non solo. Filippo De Nadai è uno degli ospiti della struttura per disabili Atlantis di Castelfranco, che da oggi potranno a turno lasciare il centro nei fine settimana per vivere in un appartamento di via Risorgimento in cui la domotica consentirà loro momenti di autonomia altrimenti impossibili da vivere. Dall'aprire in modo automatico con un comando vocale le finestre, l'accendere la TV, insomma fare un po' tutte le cose che per noi sono davvero scontate, ma per loro sono estremamente fondamentali. Un progetto a cui hanno partecipato 2 reti innovative di impresa regionali con circa 20 aziende e 3 università del Veneto e che si candida, come ha commentato il ministro per le disabilità Erika Stefani, presente al taglio del nastro insieme all'assessore regionale Roberto Marcato e al sindaco Stefano Marcon, a diventare un modello pilota in Veneto e in Italia. Fondamentale infine l'apporto delle cooperative sociali e della famiglia di Filippo, che ha messo a disposizione l'appartamento. È raggiungere un obiettivo per il futuro di nostro figlio e per il nostro futuro e per la soluzione dei problemi che ormai cominciavano a essere molto pesanti da portare avanti. Effettivamente passando gli anni le forze diminuiscono e ci tocca dire no, non possiamo portarti qua, non riusciamo, non ce la facciamo. Adesso speriamo che con questo progetto i sogni di Filippo e di tanti altri ragazzi possano essere realizzati.